al Presidente: Presidente, le confesso che tra di noi c'è sempre particolare attesa per i manifesti per la locandina del ritiro, perché lì sistematicamente ci sono le facce dei giocatori. Esatto, qualcuna ogni vuoi anno sapere chi non ci sarà. ogni anno Ogni anno qualcuno c'è e qualcuno ma inevitabilmente sai, io non ti c'è. potrei anche fregare, perché io potrei mettere una carrellata di tutti quanti i calciatori che hanno albergato nel Napoli in questi 18 anni, no? Potrebbe essere divertente, no? Però ci potrebbe dare almeno qualche certezza, magari se ci dice quello sicuro c'è, ecco, a noi già potrebbe bastare quello sicuro c'è, già sarebbe un'indicazione. Grazie. Bene. Domenico, ma no, adesso io non parlerei di un modello. Certo, il lavorare insieme da tanti anni ci aiuta, e quindi abbiamo capito nel tempo da un lato le esigenze anche del tifoso, soprattutto di queste famiglie che salgono in Val di Sole, quindi come dicevano anche gli assessori prima, abbiamo cercato e cercheremo di costruire attorno al ritiro tutta una serie di iniziative che facciano veramente star bene le famiglie e le facciano divertire, ma divertire all'interno di questo bellissimo parco. Dall'altro lato vogliamo sempre tenere al centro anche le esigenze sportive, perché ripeto quello che dicevo prima, è un momento molto importante per la società, per il mister, per i giocatori, e quindi dobbiamo tenere presente anche tutto questo, predisporre le attrezzature al meglio, essere rispettosi dei ritmi, delle attività che la parte sportiva vuole e deve organizzare, e quindi il connubio di queste due cose fa del ritiro un ritiro di successo. Fino ad oggi devo dire che tutta la comunità trentina, la comunità della Val di Sole è sempre rimasta molto molto contenta e molto soddisfatta, insomma, dei lavori così come li abbiamo portati avanti. Come si dice, palla al centro, quindi chi è che deve rimanere? Anguissà sicuramente rimane, va bene? Basta. Allora,